Bene, allora eccoci qua, tornati in studio, in diretta, ultima parte di questa sezione che dedichiamo alle elezioni del Capo dello Stato. Allora, ancora un momento di impasse, Venturini. I partiti si incontrano, c'è questo moto quasi carbonaro, no? Cioè, ne abbiamo parlato anche altre volte, no? Ma è possibile che non possa essere un qualcosa di un po' più trasparente? Ci sono tutti questi interessi dietro? No, ma mi piace perché c'è stato un partito che è stato eletto, no, dicendo che tutto doveva essere pubblico, streaming, no, i famosi 5 Stelle, ecco. Sono i carbonari dei carbonari. E tra l'altro, professor Casen, in Parlamento, allora dalla Repubblica fino al 1992 ci saranno stati 12 cambi di casacca, cioè di spostamento da un partito all'altro. Dal 92 in poi parliamo dell'ordine di centinaia di persone che si sono spostate da un partito in altro. E sa qual è il partito dove c'è stata la maggior transumanza? I 5 Stelle. No, ecco, giusto per dire che questi signori no, poi fanno la morale agli altri e in realtà, ecco, vediamo come si comportano. Detto questo, secondo me ci vorrebbe una fattucchiera per capire che cosa succederà prossimamente. Il livello ideologico, che poi è la fede laica, la fede è quella della religione, la stessa fede c'è nel partito. Non c'è più, ma è giusto che non ci sia più, che la smettiamo di fare, che allora io ho ragione perché sono comunista, io ho ragione perché sono democristiano, l'altro ha ragione perché non è questo che... Le cose vanno affrontate concretamente e chi le affronta meglio e concretamente, senza pregiudizi, perché sennò viene fuori che è il partito dei Novax, no? Allora giocano sulla pelle della gente, queste qua, e dopo 6 mesi si smentiscono perché hanno cambiato idea, no, l'immigrazione, e invece questi politici devono tirarsi sulle maniche e parlare di immigrazione. E parlare di accoglienza, perché è bello dirlo, poi bisogna farlo. E allora quando io giro per le strade e vedo questa accoglienza, non mi piace mica, non mi piace, perché non solo vengono trattati male loro, ma alla fine ricadrà sulla nostra schiena e quando arriverà sarà talmente pesante che non finisce mai, perché noi educhiamo i nostri figli per creare un futuro. Questi devono essere educati alla stessa maniera, non omologati, ma dargli la possibilità di inserirsi socialmente. E invece non viene fatto, e questa sarà una trasmissione che vi inviteremo a discutere. Ma bisogna farlo, non per egoistica, cioè non per altruismo, per egoismo. Perché mio nipote dovrà fare con delle persone come a Parigi, ci sono dei quartieri dove non vai dentro, se non appartiene a quel gruppo e tutto il resto. E quindi c'è già un'esperienza. Gli inglesi sono accoglienti, ma in una certa maniera la Germania accoglie. La Merkel 1 milione rotti, li ha accolti, però in Germania. Intanto gli danno un riconoscimento. No, non ti do, cioè, chi sei, ma io sono... No, tu sei riconosciuto. Ti do una zona dove puoi frequentare, cerco di trovarti un lavoro perché servi, perché il lavoro serve a lui, ma soprattutto alla Germania, e dopodiché ti do tutte le possibilità che hai. Non ho nessun problema, perché tanto al vertice ci siamo sempre noi. E invece qua è tutta una specie di tira e di molla, io sono buono, quell'altro fa così, quell'altro fa colà. Seconda cosa, se siamo capaci di fare l'accoglienza, facciamola, ma se non siamo capaci è meglio smetterla. E non sto dicendo che non voglio che ci sia migrazione, che ci sia pure, perché ne abbiamo bisogno, ma non a quel livello là. E non mi interessano che sono le navi che viaggiano e che raccolgono la gente così, come se fossero dei rifiuti, io vado a salvarli. No, noi abbiamo un ministro degli esteri che va in Libia e dice le cose devono andare così, così e così. Ma invece va bene che sia caos, perché quando quel povero migrante arriva qua, c'è il cervello distrutto, è disponibile a qualsiasi cosa, e chi ne approfitta di più è la mafia. Capisce? Questa è la risposta per cui bisogna stare attenti a fare le cose, perché non basta soltanto fare l'elemosina. Ti ho dato 50 euro. No, lui deve avere la dignità di guadagnarseli e avere la soddisfazione di esserci.
Ma comunque, prego. Vabbè, torniamo alla questione presidenziale, allora facciamo un ultimo giro di, come dire, anche tra virgolette di previsioni. Allora, Bisato, sicuramente lei si sarà già sbilanciato anche nei giorni scorsi, ma oggi alla luce anche dell'esperienza che c'è stata in queste ultime votazioni, cosa possiamo dire allora? Mi pare che siamo di fronte a un'indicazione abbastanza forte, perché è questione di queste ultime ore, per cui i rappresentanti delle due forze politiche più rappresentate in Parlamento, che sono la Lega e il Movimento 5 Stelle, che chiaramente hanno indicato una figura, hanno un contorno di una figura, dicendo che stanno lavorando per la presidenza da attribuire a una presenza femminile, e il profilo che ne nasce è quello della dottoressa Belloni. Mi pare che in questo senso, se non succede qualcosa di straordinario questa notte, il Parlamento abbia tutta la forza di esprimere questa candidatura. Cioè, in fin dei conti, dopo 5 giorni è il primo dato politico che esce, cioè c'è il tentativo di forzare questa mattina per portare a casa un risultato che è di parte, e adesso il ragionamento messo in campo da giorni da un'altra forza, che era il Partito Democratico, che diceva troviamoci, anche se in maniera un po' così sfumata, dire il vero, quindi lasciando un po' il fianco a chi diceva ma non proponi nulla, no, dobbiamo trovarci insieme e trovare prima di tutto il profilo. Mi pare che ci si stia avvicinando, sempre che, e così chiudo lasciando quel minimo di alea, sempre che alla luce di un po' delle cose che sono state dette stasera, cioè a me pare che noi spesso facciamo un cortocircuito di ragionamento, cioè, e non voglio con questo dire che, cioè noi diciamo sempre che una volta i partiti avevano una dialettica interna molto forte, non decideva uno per tutti, questo è vero, però guardate che in quelle fasi storiche a cui abbiamo fatto riferimento, cioè Andreotti non fa il Presidente della Repubblica perché succede un fatto straordinario con come dire, l'attacco mafioso allo Stato, e quindi esce all'ultimo scalfaro. Ma lì c'era una lotta intestina in quel momento che era fratricida e tutta interna, quindi la ricostruzione a posteriori a me sembra un po' stereotipata. Bisogna vivere il momento che si vive, cioè io sono d'accordo che i partiti andrebbero riformati, che non devono essere impersonificati da un'unica, ma deve esserci una democrazia interna, ma stante la situazione attuale, con queste regole e con queste persone che la interpretano, il dato di fatto è questo. Cioè c'era un Parlamento diviso, senza una maggioranza codificata, e soprattutto, ecco che arrivo al dunque della seconda parte del ragionamento, con un gruppo parlamentare indiviso di 150 parlamentari che, non appartenendo a nessuno, domani per paradosso potrebbero ancora decidere, giocare quello che hanno tentato di fare in parte anche oggi, dicendo anche se mi ha detto sempre di no, io continuo a scrivere Mattarella. Non so se anche se il presidente uscente mi dice che è indisponibile nuovamente al ruolo, io pervicacemente continuo a scrivere Mattarella, e ne esce che porta a casa cosa? 300, circa 300 voti, giusto? Più o meno 300 voti, che è un risultato, per chi manco si propone, molto significativo. Quindi se stiamo alle indicazioni dei giochi di forza che ci sono in atto, mi verrebbe da dire che domani alle 11, anzi alle 2, quando si farà lo scrutinio, avremo il Presidente della Repubblica. Ma trattandosi di una nottata insonne per molti, non per me o per noi, ma per chi è nel bel mezzo delle trattative, va a capire che potrebbe anche succedere qualcos'altro. Io finisco di fare il ragionamento che stavo facendo prima. Dicevo, per me ci vuole una fattucchiera per sapere esattamente che cosa succederà, perché la figura della dottoressa Belloni, che è una donna, per carità, viva le donne, sono la prima a dirlo, porta però ad un altro ragionamento, e cioè il fatto di aver individuato un soggetto che a capo dei servizi segreti crea un precedente, cioè quello che si dice
Tu permetti ad una persona che è nei servizi segreti, cioè persone che sanno tanto, che ricorrono alle intercettazioni, che possono sapere molto sulla vita delle persone, tu crei un precedente perché un domani qualsiasi persona che è all'interno dei servizi segreti può dire mi propongo e può andare a dire al parlamentare di turno guarda che io so delle cose e quindi mi propongo. Allora questo è il motivo per cui sono state avanzate delle perplessità anche da parte di Forza Italia nel fatto che venga presa la persona che è a capo dei servizi segreti e venga proposta per la Presidenza della Repubblica, quindi non per il profilo della persona che è eccellente, non per il fatto che sia donna, anzi, ma per il fatto che si possa creare un precedente che poi una persona che ricopre all'interno di quell'ambito dei servizi segreti possa utilizzare magari le informazioni di cui viene a conoscenza per... Certo. Ma guardi che è una tradizione questa in Italia. Nella Prima Repubblica il picconatore sapeva tutto di tutti, era capo di Gladio. Quindi dei servizi, quello che stava dietro i servizi segreti, paralleli, non di quelli ufficiali. E si è messo a picconare, come dire, non mi rompete le scatole perché vi faccio secchi tutti, so anche quando andate a fare pipì. Quindi non so come, quanto sia stata apprezzata come esperienza. Il famoso diciamo, libreria dove teneva tutti i segreti Andreotti, il suo archivio, non ce l'aveva sotto casa. Ce l'aveva di là del Tevere, perché essendo figlio di Pacelli, le sue cose segrete le metteva in Vaticano. Ecco, e questa è la storia d'Italia. E quindi lui poteva tirare i fili al momento giusto. Chi credo che non avesse questa tendenza, per esempio, è Pertini. Pertini era una persona di una semplicità unica, disarmante, ma attirava consenso. Poi anche lui ha avuto dei problemi prima della guerra, quando è scappato a Parigi, tant'è che i francesi dopo la guerra l'hanno ricattato e se non quella Ustica non si è mai capito chi fosse a colpire, è perché i francesi dice mettiamo via tutto così siamo tranquilli. È stato un ricatto francese, no? Ma ce l'avevano con Pertini, se no tiravano fuori le carte. Ognuno ha le sue cose nascoste, perché in quell'epoca succedeva tutto, il contrario di tutto. Cosa fosse non lo so, ma nella politica il ricatto è la cosa fondamentale. Ecco, quindi le remore che sono state avanzate sono legate più che altro a questo. Dopodiché verrà eletta, si porta al massimo rispetto, ci mancherebbe, e quindi ognuno fa la propria parte. In questo momento si sta solo sottolineando questo. La sua obiezione la approvo. La prova come obiezione. Sì, assolutamente, perché uno che sa troppo poi rischia di far danni. A lei Luciani? Ho sentito tante cose, io penso che se ci ricordiamo bene quello che è avvenuto con Mattarella, perché oggi giustamente si glorifica quasi, però il Covid ha salvato un po' l'immagine di Mattarella da un certo punto di vista, e poi a un certo punto Mattarella arriva in un momento di crisi pesantissimo dovuto proprio al ruolo che ricopre con lo scandalo gigantesco del CSM, no? Il CSM si è scoperchiata una cosa che in realtà tutti sapevano, ma nessuno aveva avuto il coraggio di... E se vi ricordate, il governo fondamentalmente 5 Stelle Lega, da un certo punto di vista, finisce poco prima che emerge questo grande scandalo. Poi arriva il Covid, lì Mattarella ha dimostrato in un momento di essere stato l'uomo giusto al momento giusto, cioè è riuscito, però ci siamo dimenticati di quello che stava accadendo. Quindi secondo me riproporre Mattarella lo si ringrazia chiaramente per quello che ha fatto, però riproporre un Mattarella cozzerebbe su ciò che arriverà poi finita questa pandemia, cioè dovremmo in teoria ritornare a una vita politica normale, dovremmo ritornare a una vita economica normale, e quella macchia rimarrà comunque indelebile, per quanto possiamo essere o meno affezionati al presidente, però comunque quella fu un momento molto molto pesante, forse è stato uno dei presidenti che ha avuto la sua popolarità più bassa nella storia della Repubblica probabilmente. Però tutte queste difficoltà che stanno emergendo sul fatto che abbiamo bisogno dell'uomo forte come Monti, piuttosto che addirittura della donna dei servizi segreti, denota come
insomma mi è piaciuta un po' la battuta del Venezuela fatta insomma dall'ospite, perché denota comunque come la nostra Repubblica sia una Repubblica totalmente immatura ancora, che ha bisogno veramente che passi ancora tanto tempo perché riesca a maturare davvero, perché guardate, su tutte le prove dove la democrazia dovrebbe imperare in Italia facciamo fatica a essere davvero democratici fino in fondo. Pensate, non so, ai referendum sull'autonomia che si sono tenuti, Vox Populi, no? È vero, erano dei referendum dove si andava semplicemente a chiedere un'opinione ai cittadini, però gli stessi referendum fatti nel Regno Unito, lì sì, democrazia molto evoluta, evoluta e moderna, ai quali hanno chiesto la stessa cosa fondamentalmente, ma per una materia diversa, cioè volete stare nell'Europa o no, e era anche quello un referendum consultivo. Non ci hanno pensato 2 volte ad ascoltare il popolo e fare il volere del popolo. Penso al popolo scozzese, ad esempio, che chiese il referendum per l'indipendenza, dove qui addirittura ci si appella alla Costituzione, non si può nemmeno farlo, voglio dire, nel garage di casa, perché sarebbe inimmaginabile. Invece loro l'hanno consentito, lo hanno fatto fare e hanno anche perso, per dire, no? Per cui c'è il bello della democrazia poi, no? Per cui in realtà tutte queste difficoltà mostrano come siamo una democrazia immatura ma vecchia allo stesso punto, perché ha ragione voglio dire, quando si dice dobbiamo cambiare le regole, quando è che per esempio la Spagna ha fatto un grande passo avanti? Quando Zapatero ebbe il coraggio di fare delle riforme vere, serie della Spagna. Oggi la Spagna è uno dei paesi più cercati dai giovani europei. I giovani italiani oggi pensate che in Spagna parlano del fenomeno dell'immigrazione italiana in Spagna, perché siamo il terzo popolo che immigra di più in Spagna, mica i tunisini come qua o gli algerini, cioè voglio dire gli italiani. E allora dovremmo cominciare a porsi, e qui ha ragione, cioè delle domande di ammodernamento, di cambiamento, perché siamo una democrazia così giovane ma così vecchia. Io che sono non più giovane, ma comunque insomma in un'età ancora in cui ho speranza del futuro, e mi piacerebbe vivere in un paese dove le cose avvengono più veloci, dove sono più agevoli, dove c'è più trasparenza, dove c'è più... Quindi anche per il Presidente della Repubblica un po' più di velocità e meno... Sì, sicuramente. Poi ritengo che insomma, se questi sono i tempi della democrazia, io non sono di quelli che dice che si prendono il tempo che serva, però non facciamo queste figure qua, ecco. Cioè vi serve un giorno in più. Fatelo, però facciamole per bene. Sì, certo, che poi considerando che lo sapevamo da 7 anni... 5 Stelle Lega di nuovo, non lo so, cioè non è che mi convinca sinceramente. Se vogliamo un'unità del centrodestra, facciamo un'unità del centrodestra, abbiamo l'occasione di eleggere finalmente, no? Perché sempre abbiamo detto sono tutti di sinistra, ma leggiamone uno di centrodestra per una volta, comunque numeri vicino, però non vicino al centrodestra. Se no... Vabbè, ma qualcuno ai 5 Stelle te lo porti a casa, cioè voglio dire, loro sono... Li abbiamo visti, hanno cambiato casacca, cioè voglio dire... Cerchiamo di trovare una soluzione. Certo. Pontelli, come chiudiamo la serata? In relazione al referendum, ricordo nei primi anni 90 che si votò, fino agli anni 80 si votò per la responsabilità civile dei magistrati, gli italiani votarono sì e non se ne fece nulla, come fu anche per il finanziamento pubblico ai partiti, che vennero cambiati la definizione in rimborsi elettorali. Quindi tanto per più comunque adesso. Tanto per parlare e non è che sia stato un bene che non ci siano più, cioè non è che tanto per spezzare una lancia, anzi ci vorrebbe. In termini generali, pensate se gli Stati Uniti avessero eletto Mike Pompeo invece di Biden alla presidenza degli Stati Uniti, capo della CIA. Penso che sarebbe scoppiata la guerra mondiale. Invece noi stiamo parlando di eleggere il capo servizi segreti, che è una diplomatica. Questo non è che venga fuori dalla questura, che era un questurino che sparava. Questa è una donna diplomatica che ha fatto la sua carriera, però in una democrazia occidentale evoluta il capo servizi segreti resta nei servizi segreti, anche se è una donna, che va a nostro merito, perché mettere una donna capo servizi segreti, che una volta era una figura tipicamente maschile, va a merito del nostro paese. Adesso le questioni sono due. Io ho sentito dire da quello che mi dicono a Roma che effettivamente c'è questo nuovo contatto tra Lega e 5 Stelle, che per quello è legato per portare Draghi al Quirinale e fare un governo Salvini-Letta Di Maio. Dio non voglia, perché avremo lo spread a 700 lunedì mattina, tanto per chiarirci le idee. Quello che ne esce, noi come credibilità siamo a zero.
E se posso fare un piccolo appunto al professore, sono assolutamente d'accordo con la sua analisi, però ricordiamoci che sia Mattarella che Napolitano hanno un po' esondato rispetto al loro ruolo, perché di fatto loro hanno governato un momento di difficoltà nel 2011 con lo spread a 5,35, il governo Berlusconi, quando propose Monti, anzi prima lo nominò senatore a vita, poi propose Monti, e lo stesso ha fatto Mattarella quando di fronte ad una crisi pre-pandemica scelse Draghi come figura sicuramente di grandissimo livello, di grandissimo spessore, però comunque era una figura di fuori dalla politica, è stata una scelta sua personale che non era stata, cioè è stata accettata dai partiti a torto collo, perché di fatto la scelta di Draghi ha azzerato il valore progettuale e politico di tutta l'intera classe politica italiana, che ha dovuto per forza accettare Draghi, una persona esterna di grandissimo livello. Per cui anche questa ricerca di una figura, ricordiamoci che ormai noi nella realtà siamo in una repubblica semipresidenziale dove il Presidente della Repubblica ha un potere anche esecutivo, che è sbagliato, perché non dovrebbe essere così, ma il Presidente della Repubblica è intervenuto direttamente nella formazione e nella scelta imponendo delle figure, Napolitano prima, Mattarella dopo, delle figure ad un ceto politico che effettivamente era incapace di gestire la situazione, però è entrato in prima persona. Ecco, vorrei ricordare Mattarella la correttezza che ha avuto. All'epoca, 1990, si dimise da sottosegretario, adesso non mi ricordo di quale. Ministro, erano 3 ministri, uno dei quali era il padovano Fracanzani. Ecco, lui si dimise perché fecero la legge Mammì. E la legge Mammì gli dice è una legge iniqua perché dà ragione solo a un singolo e non a 1000, allora eravamo 1200 emittenti in tutta Italia e siamo arrivati a oggi che sono sopravvissuti il 30%, ammesso che ci lasciano vivere ancora. Quindi Mattarella è sempre stato molto coerente con quello che diceva e pensava, e questo bisogna dargliene atto, anche nei momenti in cui non aveva nessuno avrebbe protestato, nessuno si era messo di mezzo. Addirittura Berlusconi pagò ciascun deputato del Movimento Sociale 30 milioni cada uno e non contavano niente, ma anche quelli erano voti e passò la legge Mammì, che fu la legge più iniqua che ha fatto il governo dell'epoca. Quindi Mattarella è da rispettare, poi naturalmente ha tutti i suoi limiti, gli errori, e il cambiare il Presidente è fondamentale. Perché bisogna sempre mettere un presidente fresco, perché quando poi, soprattutto in Italia che dura 7 anni, vediamo che in America 8 anni, qualsiasi prende, salvo Roosevelt che fu eletto ben 4 volte. Ma questa era un'eccezione, c'era una guerra in corso e quindi è andato in questa direzione. E lasciamo la conclusione al nostro ospite in diretta. Professor Greco. Professor Greco. Ma conclusione, allora, secondo me, quello che hai appena detto, il principale sponsor del fatto che il Presidente della Repubblica non vada rieletto è stato proprio il Presidente Sergio Mattarella, che ci ha ricordato, per chi ha avuto la pazienza di seguire tutti gli interventi durante il suo settennato, diverse volte, citando diversi precedenti, eccetera, cercando di comunicare quello che, insomma, poi chi non voleva sentire non ha sentito. Credo che lui sia il primo a essere, appunto, a voler, diciamo, chiarire che per funzionare bene il nostro sistema di pesi e contrappesi ha bisogno di della non rieleggibilità, che vuol dire non negoziabilità della funzione del Capo dello Stato. Su questo, diciamo, e ho un po' di perplessità, diciamo, su alcune cose che ho sentito anche sulla vicenda del CSM. Io l'avevo percepito in maniera profondamente diversa, era un fatto di corruzione della politica e della magistratura, su cui il Presidente della Repubblica invece ha dato un impulso per cercare di avviare un processo di riforma, e credo che la Ministra Cartabia sia intervenuta anche su questo. Quindi
Per quanto riguarda la funzione del Presidente della Repubblica, cioè il fatto che il nostro presidenzialismo il nostro sistema costituzionale consenta una oscillazione del sistema verso un sistema anche che somiglia a un sistema presidenziale in alcuni momenti, questo lo dicono anche i costituzionalisti, cioè non è una novità. Qualcuno la considera un vantaggio del sistema, cioè quando ci sono delle situazioni di estrema difficoltà, noi adesso stiamo ricordando il caso di Napolitano con lo spread a 500 eccetera, poi lì possiamo raccontare varie storie, ognuno ha la sua. Ricordiamo il caso di Draghi, sono casi dove nel caso di Napolitano il Presidente del Consiglio si era dimesso e lì possiamo aprire una discussione sul perché si era dimesso. Nel caso di Draghi, per fare il Presidente del Consiglio Draghi c'è stata una fiducia risicata sostanzialmente in Parlamento, quindi anche lì dimissioni del Presidente del Consiglio, ricordiamo appunto una forza politica che mette in crisi la precedente maggioranza di governo. Ma prima di arrivare a questi episodi abbiamo avuto anche altri episodi, il caso di Ciampi nel 1993, cioè tutte le volte che il sistema entra in crisi il Presidente della Repubblica ha un ruolo fondamentale che è quello di garantire che se ne esca da questa crisi. Secondo me questo sistema sostanzialmente ha funzionato nel nostro Paese ed è per questo che non bisogna sbagliare. Ultima notazione. Secondo me la dottoressa Belloni è una persona di altissimo livello e sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica. La forma fa sostanza, io sono d'accordo con la consigliera Venturini. In questo caso è una posizione delicata che creerebbe un precedente ed è questo il punto. Stessa questione per il Presidente del Consiglio che diventa Presidente della Repubblica. Si crea un precedente di manipolabilità della posizione. Tutto qua. Dopodiché, diciamocela tutta, se succede, pazienza, però sarebbe meglio non succedesse, insomma, sarebbe meglio che le norme costituzionali, quelle scritte e anche la Costituzione non scritta fossero rispettate. Quindi vediamo domani cosa succede. Io previsioni non ne faccio perché, devo dire la verità, questi giorni non hanno dato, diciamo, la capacità al cittadino medio di capire che cosa sta succedendo, quindi anche quando vedo due grandi partiti che annunciano un certo tipo di profilo, io non lo so se poi noi domani avremo veramente una donna Presidente della Repubblica, questo aspettiamo domani, forse è meglio. Certo, professore. Ci auguriamo che sia una scelta la più saggia possibile e la più diciamo vantaggiosa per i cittadini italiani, perché in questo momento si sta aprendo una crisi che ancora non si ha la percezione di dove andremo a finire. Nonostante tutti i prestiti che ci hanno fatto, nonostante abbiamo un banchiere che governa il governo, però il momento è assai difficile, e perché ci sono altre guerre in corso che ci passano sopra la testa. Cina, Russia, Europa, Ucraina, Stati Uniti e tutti sono... abbiamo parlato prima di foibe, ma che cosa spinge la gente a esagerare le cose fino a questo punto? E questa è la domanda. Come fa un uomo a non riuscire a... Poi successo quello che succederà, guardando indietro, bastava che ci mettessimo d'accordo e il mondo sarebbe andato per il verso giusto. Però non siamo in grado di indovinare. Quindi lasciamo le donne che probabilmente sono molto più pacate, coi piedi per terra e non sono così fantasiose come siamo noi uomini. Bene, bene, grazie, ringrazio gli ospiti, Alessandro Bisato, Elisa Venturini, il professor Luciano Greco, Francesco Pontelli, Len Luciani, grazie per essere stati con noi. E noi adesso andiamo in pubblicità e chiudiamo qua questa parte speciale del memento che abbiamo dedicato in questa puntata appunto per le elezioni del Capo dello Stato. Adesso andiamo in pubblicità e torniamo occupandoci di un, possiamo definire un cadavere che abbiamo a Venezia, che galleggia. Che galleggia. Torniamo a occuparci del Mose, che i lavori sono fermi ormai da un anno, sono fermi anche i lavori a San Marco, la soluzione sembra allontanarsi, si allunga ancora il cronoprogramma, se non è il 2025 è il 2024, il Ministero dice 18 mesi, ma l'impressione è che ce ne vorranno molti, ma molti di più. A tra poco.